Allora, ben ritornati in diretta, scusate, abbiamo avuto un calo di elettricità, quindi siamo rimasti senza luce. Stanno facendo, sì, siamo ritornati, stanno facendo della luna e sono stati molto simpatici a staccare la luce, quindi grazie. Quindi significa che tu non ti vedevi? Esatto, non mi vedevo. Esatto. Allora, Simone, cosa stavamo dicendo? Stavamo promuovendo A tua parola, la nostra... se voi abbiamo la A disponibile, compra una vocale. Tu mi stai prendendo in giro me. Tu che prendi in giro me. Smettiamolo ora smettiamo. Allora, non mi ricordo più questo. Stavamo com'è che hai detto tu? Promuovendo, giusto. Bravissimo. La nostra new entry che è Enzo Chirollo. Che adesso faremo vedere, vi faremo rivedere. Vabbè. Il video messaggio, perché prima purtroppo si è stata la nostra diretta, e poi subito dopo il video messaggio manderemo il suo ultimo brano del 2020, quindi è uscito proprio una settimana fa. Vi faccio ascoltare il video messaggio, ok Simone? No, sei elegante. Che bello. Ciao ragazzi, sono Enzo Chirollo, vi invito tutti a seguire la diretta live della Blue Music e di seguire le mie canzoni. Un bacio forte ragazzi. Ecco, abbiamo ascoltato il video messaggio di Enzo Chirollo che a più presto sarà qui via Blue Music, vi invita ad ascoltarlo tutti i giorni sul nostro streaming live Blue Music. Simone? Sento. Mi senti? Sì. Non mi chiamo Pendicotto, mi chiamo Pernicotto con le N. Mi fare un favore, dato che sei in chiamata con Simone Russo, non puoi aggiungere chiamata così come al telefono in 3? Sì, ma io non ho il tuo numero, Mascia. Come fai, scusa? No, lo posso fare. Lo potrei fare. Troppo tecnologia. Nel frattempo ci è arrivato anche un messaggio su WhatsApp. Buonasera, voglio... Ah, ero Saro Bombegna! Ciao Saro! Ciao Saro, come stai? Salutami i musetti, eh? Al piccolo Davide e al piccolo Carmelo. Però quando tu saluti qualcuno, devi spiegare ai nostri amici che è Rosario Bombegna, no? Allora, dovete sapere che Rosario Bombegna è il meraviglioso e stupendo e unico e solo batterista del nostro artista speciale Nino Marchi. Appunto. Sono stato elegante così, Simone? Sì, proprio stasera mi stai stupendo. Ti sta stupendo? Sì, mancano. Comunque io volevo ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito prima. Grazie, mi fate immappinare questo. Allora, tutte le persone che ci hanno seguito prima, che si sono iscritte 51 persone nuove al nostro canale. Noi li dobbiamo ringraziare tutti. Grazie mille, grazie. Adesso te lo mando su WhatsApp. Va bene, Mascia, aspetto il tuo numero di telefono. Nel frattempo noi vi facciamo ascoltare la meravigliosa canzone di Enzo Chirollo. Che ne pensi? Fai benissimo, così i nostri amici iniziano ad ascoltarlo e ad apprezzare la voce di questo di questo giovane, baldo giovane che si è lanciato nel mondo della musica napoletana. Parliamo proprio di Enzo Chirollo, artista napoletano, e lui canta una canzone dal brano che è la storia, conduce, presenta Simone Pernicotto. Posso continuare, Simone? Basta che ti appena aspetta, saremo come dicono? Dirige l'orchestra il maestro Simo. A tra poco. Ciao Simo. Sto silenzio mi fa male rindallare. Pure se può fa male almeno parlami. Sì, solo mo la c'è saputa verità, che l'amore non riesce a te scordare. Non ne ho potuto mai augurarci, mo spiegare che la storia vecchia un anno fa torna ancora a te fa piangere.
Tutto va bene ancora la verità, non te ne faccio per morire. Mezzo come che la sigaretta ma nasconde mille lacrime. Forza colpa è stata sulla mia, che sto campando perché insieme a nata va pure morire. E che la storia vecchia un anno fa, per forza dorme fa perdere. Tu me la spugiare insieme con te, ma ci ho perduto nell'anima. Calmate. Questa è una colpa a me che da già dicere. Va già fa, non si innamorato ma fornire. E sì, ad arrivare ancora a te chiama, a sto cuore la gerita verità. Da stasera trova forze di già. E la storia vecchia un anno fa, torna ancora a te fagiane. Tutto bene ancora la verità, non te ne faccio morire. Mezzo fumo che la sigaretta da nasconde mille lacrime. Forza colpa è stata sulla mia, che sto campando perché insieme a nata va pure morire. E la storia vecchia un anno fa, per forza torna a te fa perdere. Non me la spugiare insieme con te, ma ci ho perduto come l'anima. Mezzo fumo che la sigaretta ma nasconde le lacrime. Forza come è stato sulla mia, che sto panno perché insieme a nata va pure morire. Che la storia vecchia un anno fa, per forza torna a me fa perdere. Non me la spugiare insieme con te, ma ci ho perduto come l'anima. Che la storia vecchia un anno fa, ancora a te piangere. Tutto va bene ora verità, non te ne faccio per morire. Bentornati nella nostra diretta live. Abbiamo in conferenza sia il nostro amico ancora Simone che Masha. Buon pomeriggio Masha. Buon pomeriggio a tutti. Vieni con noi. Simone? Sì, dico, abbiamo la nostra mascotte in linea con noi. Che bella cosa, ma è bello avere il trio, no? Tutto unito. Ma scusa, in videoconferenza non è quando uno si vede. Ma noi non siamo in videoconferenza, chi l'ha detto videoconferenza? Tu l'hai detto. No, non è vero. Siamo in chiamata in 3. Io non ho detto videoconferenza, io ho detto in conferenza, non in videoconferenza. E quindi conferenza è solo con... E quindi fammi capire una cosa, quell'intelligente ce resti ancora tu? No, sono convinto che sono sempre più intelligente anche per il fatto che non venga a stare vicino a te. Questo è già un pezzo unico di intelligenza, Cioè, che sto ci vuole coraggio. che tu come io. Bah. A tornare ci vuole coraggio. Senti Simo, oggi pomeriggio le domande fagliele tu a Masha, va? Come stai? Diciamo bene tu. Perché diciamo bene? Perché diciamo bene? Sono raffreddatissimo. Prendi una tachipirina. Un'aspirina. Già presa stamattina, la devo prendere stasera. Bravissima, e vedrai che domani ti sentirai benissimo. Ma già sono 4 giorni. Com'è il tempo a Gela? C'è freddo? Ma penso. No, caldo. Per il momento buono. sì, caldo. Buono, dai. Lì a Catania? A Catania è normale, solo che il tempo è un po' uggioso. Un po'? Uggioso. Un po'. Lo vedi che non sei quello intelligente, io so le cose e tu no. No, tu non stai vedendo la mia faccia, forse è meglio. Aspettate in linea. Signor Marchi!
Ecco, Il voi grande dovete Nino capire, Marchi. Aspetta, perché voi ora... dovete capire. Aspetta che uggioso... Dovete capire cosa fa. Voi parlate, io vado a chiamare il signor Nino Marchi e ti faccio spiegare da Fallo venire. cosa significa uggioso, perché tu non lo sai, va bene? Faccio spiegare da lui. No, ma non fare questo. No, ora voi la parlate in diretta, diretta e... No, io non sto lasciando, ci siete Ma- voi. Sì, siamo Aspetta, noi, non ci vedono. Ci ascoltano. Comunque, volevo chiedere alle persone che stanno ancora con ascoltare qual è il vostro attore preferito. Lo scrivete. attrice. Le cuffie. O attrice. naturalmente. Allora, è arrivato. È arrivato l'Arronino Siamo in conferenza in tre, devi sapere. in conferenza stampa. Allora, Simone non sa che cosa vuol dire il tempo un po' uggioso. Il tempo uggioso è quando ti ugia la... che ti ugge, capito? Tu no, la cosa brutta è che tu Il ti tempo stai mi ha dando trattato. retta. Ah? Che è Simone? Perché lo fai? Perché gli dai retta? A chi? A lui. Perché non gli devo dare retta? Non ho capito. Ma secondo te è normale che una persona deve dire in diretta E che il tempo oggi il tempo qui a Catania è uggioso? è uggioso. È Vabbè, vero, è un po' nuvoloso. Uggioso sì, significa nuvoloso, no? uggioso. Un Vabbè. po', un po', un po'. Stai Tonino. Chi è? È Mascia, siamo in conferenza, ti ho detto, è una nostra fans. Mascia! E Diciamo- Orso non c'è. Ma... È Diciamo che è la nostra mascotte. mascotte, è la nostra Mascia chi è? La cestella. ragazza che scrive Gela? Esatto. Ok. Che dice che voi lo volete Pendicotto qualcuno ti ha chiamato. No, Pendicotto. te lo dici come mi chiamo io. Sì, io l'ho dato così, lo chiamo così. Si chiama Pernigotto, come il... Devo dire che questo nome me l'ha dato lui. Pernigotto. Questo amico. Questo. Ah, Ma la signora Pinella ancora è seduta nel bagno? ma che ne so io sono stato di là, che c'è il microfono storto. Non era ma- storto, perché mi sono alzato e si è... ok. Non è vero, è stato tutto il tempo così il microfono. Sì, Simone, sì, non sì, venire sì. lui perché non so come te la faccio. Perché no? Ma quindi Simone, come stai? Come stai? Benissimo, alla grande. Bene, Come bene. stai? Siamo contenti. Io Come bene. stai? Bene, Ti bene. manco, vero? Dici la verità, Sì, dici, ti manco, vero? Ma Ci effettivamente... manghi. Me manca Indoliette mi imbriaca è più brutto pensiero vedo te accanto a lui e non riesco a dormire. Hai visto? Ma tu lo sai Simone che cosa mi dice quando io tipo mi fa ma mi stare molto vicino perché insieme cos'è che possiamo fare Simone? I coccodrilli. Ma scusa, Coccodrillo, eh? ma secondo te è normale che lui quasi mi deve fiatare addosso? Secondo te? Che ti deve Ora va fare? gli fiata qualcosa. Che bello. Simone, ma tu picchialo, insomma, fai qualcosa, no? Non è che lo No, vuoi- ma secondo me lui Sì. è una persona che ha in mente anche un po' particolare, Ma poi che no? cosa è successo? Non ne aveva più uso questo da un paio di giorni. Ho capito, ma ok, va bene. Va bene, volevo chiedere una cosa, Sì, come io oggi non ci sono, Sì, tu già sai cosa ti sto chiedendo, no? No. Che cosa stai chiedendo? Devi fare un pezzo di Io Vagabondo. come io No, vagabondo. no. Scusa, ma è possibile che ogni volta che mi una cosa mi chiede sempre di cantare? È mai possibile questa storia? La racconti le nostre storie come vanno lì in sala Sì, con me. benissimo. Infatti devi tornare così ne facciamo un'altra insieme. Diciamo che lo sta dicendo tanto per dirlo, però è andavaci. Giorno senza sole, notte senza luna, solo tanta voglia di re. Tu il mio chiodo fisso, la tua foto in tasca, per averti sempre con me. Sta piacendo. Ecco. Bravissimo. Io Anzi, no. Guarda, aspetta, fai una cosa. Aspetta, perché no. Ti serve il mouse? No, volevo fare una cosa. Aspetta. Cosa volevi fare? Aspetta, mi No, sì, scusate, raga, la cosa. Se una dedica si deve fare bene, giusto? Ok, vai. Me la fai una dedica? Sì, un attimo, sto cercando di La canzone Baciami. La canzone Bacia mi voglio. Che bel bacio che mi... Cosa stai fando, signor Nino Marchi? Aspetta, devi stare calmo. Simone, Sì. hai stravolto in diretta. Ok. Adesso Fratello, quando c'è il boss dobbiamo rimanere in silenzio. Scusa. Non mi sento più. così non senti più. No. Adesso Mi state sentendo? Adesso mi sento. perché Ti sentiamo, ti sentiamo. Ci sentono. non ci prende. Non vede.
Simone, Non si può fare. Simone, Eh. lo stai sentendo? Ah, io non sento niente. Forse è il filo. Io lo state combinando perché... Non lo so neanche io cosa fare, se voleva mettere qualche cosa. No, niente, vabbè, ma c'è questo cazzino che non... Cosa volevo dire? Va bene, ragazzi, io purtroppo vi devo lasciare, che Vero. devo andare di là. Ma no? perché? Ma mancano 10 minuti alla fine. Sì, ma devo Ma io andare di volevo la là. dedica. Qual è la dedica? E baciami quella tu. Un'altra estate fantastica e noi siamo qua a raccontare una storia che mai finirà. Sei la più bella stasera, sapore di mare. Acqua salata ed un bacio che già sa di te. Tu sei la più bella canzone che hai scritto per me. Stasera anche la luna brilla come te. Don't breathe. Ora una cosa io la volevo Va dire. bene, Mascia? Complimenti davvero. Tanti. Ma perché ridi, Simone? Ma insomma, Mascia mi fai i complimenti. No, perché penso... scemo. Sì, No, vabbè. no, perché penso signora, fa complimenti a tutti, Sì, tanti sì, complimenti. sì, i complimenti. I complimenti. Simone, ma Simone è ancora in linea? Simone sarà, non lo so, è svenuto. No, sono no, qua, c'è. sono qua. Bene, Maestro, ma tu lo sai che tu quando cambi rimango in silenzio e sono a posto. sei stato Ma elegante. almeno lo sai come mi ha mandato la... C'è Mattia Contursi che dice mi salutate. Ciao Mattia! Ciao. Che siamo, Ciao Mattia. siamo automatici. Vabbè. No, non ti offendere comunque, Mattia, glielo spieghi perché è un nuovo entry, Sì. come dici. Innanzitutto io volevo salutare anche Sabrina Famao, che comunque sia tra noi discutiamo, lei continua a dire metti Angelo. Abbiamo capito che sei una fan di Angelo Famao, ti conosciamo bene, siamo contenti che ascolti Ma le anche io canzoni di sono una Angelo. fan di Angelo Maccari. Sì, ma tu per esempio che ne so, dici parliamo del Natale, no? Allora ragazzi, adesso facciamo l'albero di Natale, io farò il presepe, io cucinerò la lenticchia, queste cose, e Sabrina se con me scrive metti Angelo Famao. No, Simone... Bellissima. Simone dice che quest'anno vuole fare Babbo Natale. Sì, ragazzi, tra l'altro quest'anno nel presepe ci sarà una novità. Dovete sapere che i Re Magi non porteranno più oro, incenso e mirra, ma porteranno le mascherine e i tamponi. E i pastorelli non saranno tanti perché non si può fare. E infatti ci sarà il distanziamento. Sotto la grotta non ci sarà il bue e l'asinello perché sono di famiglie separate. O 2 bue o asinelli. Esatto, devono essere la stessa razza. Maria e Giuseppe sono con la mascherina distanziati perché Certo. Gesù Bambino è nel mezzo. Sì. E quindi Avevano detto anche di mettere la mascherina a Gesù Bambino, però lui ha la paglia. tra l'altro, ragazzi, vi dirò un'altra cosa: che quest'anno ci sarà un cambio di orario, perché come sapete tutti quanti il decreto che alle 23 si deve essere a casa, quindi Gesù non nascerà più a mezzanotte, ma nascerà alle prima delle 23, No, capito? allora è sbagliata questa tua affermazione. Perché? Alle Perché tu 9. devi sapere che ogni volta che io per esempio sono a casa mia, Sì. che quando tornavo dai miei nonni Sì, mettevo il bambinello sì, so. nella culletta, ok? Ok, ma mezzanotte, dopo Però la mezzanotte? no, capitava certe volte che andavamo a mangiare fuori. Sì. Per esempio, se noi quest'anno ci vogliamo andare a mangiare al ristorante, Vabbè, lui nasceva torna alle alle 2, 18, alle 3, perché ok. i ristoranti chiudono Lo alle 8. mettevi prima. No, sono andato al ristorante a mangiare e il ristorante chiude alle 18. Sì, Che il bambinello appena tornato sono le 7, alle 7 è nato. certo, ma infatti sto dicendo che quest'anno non nascerà a Vale, da mezzanotte. 7 alle 23. Gesù Bambino quest'anno nascerà entro le ore 23, ragazzi, che Concordo. 23 è il lo dovete smontare tutti. Sì. Ci saranno i vigili urbani a controllare il E mi traffico. raccomando, per chi viene da Malta, l'autocertificazione. Esatto, tutti ce l'avranno, il panettiere, tutti quelli che vanno a portare, diciamo, gli doni a Gesù avranno l'autocertificazione e sarà tutto questo entro le ore 23. Ma c'è anche questo discorso per l'albero di Natale, per caso? Ma l'albero di Natale è una tradizione americana, voglio dire. Il presepe è il nostro, no? Hai Il sbagliato. Ci sono presepe. anche i panettoni. Che c'è? Secondo te, Nino, mi chiedevo, secondo te, Sì, se dovessi, Dovessi? in un presepe, se... Complimenti, se lui è il ragazzo quello Ti può intelligente. mettere- secondo me. stai dicendo sei in un presepe? Se presepe, Sì. potresti mettere Simone, quale figura metteresti di Simone? A Simone sarebbe il cammello. Bellissimo, bellissimo. Camillo, Che bello. Va bene? Va bene. Sì, sei Ragazzi, stato- io vi saluto, poi Vabbè, qualche ma giorno tanto facciamo ormai qualche stiamo staccando. Sì, ho capito, ma anch'io ho ancora da là ho delle cosette da fare. Quindi. C'è Teresa Vino che dice: ragazzi, ci vuole la distanza, ci vuole la macchina non vicino, lontano. Non
Vicino sono Teresa, c'è coronavirus. Ragazzi, un brano a piacere, come sei. Allora, io non c'ho scusate se lo dico, non ho capito un cazzo di quello che ho letto, però bene così. Arrivederci. Ciao, spazza, caga. Niente, è stato un momento così, Va bene, ragazzi, Simone, Mascia, io ragazzi vi saluterei. Manderei un brano, vi do appuntamento. Mascia, dillo dove forza. Io e Simone non parliamo. Va bene, comunque vi diamo appuntamento dal lunedì fino a venerdì, tutte le mattine dalle 10:30 fino a mezzogiorno, ovvero alle 12, mentre il pomeriggio dalle 4, cioè le 10, fino alle 18:30, ovvero alle 6:30. Sei stato elegantissimo. Simone, che ne pensi? Ragazzi, iscrivetevi al canale e vedete la diretta. Esatto. Ci vediamo lunedì. E io più che bellezza vi lascio con una canzone in un attimo e ci vediamo lunedì. Ciao belli! A lunedì, ciao ragazzi. Ciao. Ciao Simo. Ciao. Ciao Simo. Simo. Vabbè. Allora ci vediamo lunedì ragazzi e buon fine settimana a tutti. Nino Marchi un attimo. A lunedì. Ciao. Dammi un attimo un istante ancora, un attimo e poi fornisce qua. Solo tempo di guardare dall'occhio, è giusto che ti dica la verità. Mentre ti accarezzi stai chiagnendo, senti che sti mani sono più fredde. Scusa se non sono stato sincero, scusa se ti lascio senza me. Ti sto perdendo stasera, ti sto perdendo perché meriti il mondo e non un uomo che ti fa soffrire. E sotto le stelle stasera solo vigliacchi che stanno innanzi a te. Odiami perché mi ami e soltanto adesso ho capito quanto ero importante per te. Mo che t'ho detto tutte cose, ti prego vattene, lasciami solo qua. Mo fammi provare questo dolore e quello che mi resta per morire. Lasciami soltanto una carezza, quello che non t'ho fatto mai. O si fa piegare in cuore a noi, è fornuto film e tutto è tu. Ti sto perdendo stasera, ti sto perdendo perché meriti il mondo e non un uomo che ti fa soffrire. E stesse stasera sono vigliate che stanno innanzi a te. Ami perché mi ami e soltanto adesso ho capito quanto ero importante per te. E sotto le stelle stasera sono vigliacchi che stanno innanzi a te. Odiami perché ti amo e soltanto adesso ho capito quanto eri importante per me.